Biglietto, signori. Io devo fare il biglietto, capo. Deve fare il biglietto Sì. lei? Allora lo facciamo prima lei. Dove va? A Cagliari. A Cagliari? Sì. Quanto viene? E dove è salito? A Trieste. Cagliari compreso il traghetto? Sì, Civitavecchia a Olbia. 31.150 lire. Io ho lo sconto dell'80%. Io batto bandiera panamense. Al passaporto? Sì, ho il passaporto, la dichiarazione del consolato panamense e la bandiera panamense. Quindi lei deve farmi pagare solo il 20% di 31.000, quanto ha detto? 31.120. Quella è la bandiera? Sì. È piccola. Io ce n'ho anche un'altra grande. Allora batte la bandiera grande. Sì, perché i cittadini panamensi, lei lo sa che non pagano una tassa. Sì, lo so. Lei paga soltanto il 20% di ogni biglietto di treno. Che come la legge, signora, scusi un momento, per cortesia. Ma perché non basta quella piccola? Perché la piccola le dà uno sconto piccolo. Deve battere la bandiera grande. Ecco, questa va bene, no? Sì. Ecco. Allora, invece di 31.650 Sì. paga 6.720 lire. Lei risparmia 25.000 lire. Ha detto 6.000? 720. Lo sconto dell'80%? Buono, va. Lei Dello- viaggi quasi gratis, insomma. Dell'80% sui treni è comodo perché come? io faccio il commesso viaggiatore, però sono cittadino panamense. Panamense, ho capito. Tutti possono diventare cittadini panamensi. Sì? Sì. Ah. E così e lei per esempio se diventa cittadina c'ha l'80% di sconto su tutti i treni, Ho capito. perché l'80% che noi paghiamo, che lei paga sul biglietto, Sì. è di tasse. Già, beh, per forza la ferrovia deve essere mantenuta qui. Tasse, perché il governo mica deve pur prendere un po' di qua, un po' di là per pagare tutti quanti gli stipendiati. La Non è che benzina- le prende fuori posto, fuori cosa, sono proprio leggi così, insomma, che vanno, no? E quindi ognuno sa che deve pagare e basta. Voi avete uno sconto tutto speciale e quello è a parte, insomma. Si vede che il governo panamericano è ricco e quindi può No, agevolare. non è che pagano loro, no, non è che paga Panama. No, deve, per forza. No, è un accordo fra il governo italiano Ma sempre lo Stato. e il governo È panamense. sempre lo Stato nostro che deve versare lì. No, non versa niente. Non versa. No. No. Non è possibile che non versa niente. E È così bello. fanno. No, non è giusto questo qui. Per questo lo possono fare i contrabbandieri, ma uno che ha coscienza non deve frodare lo Stato, froda a te stesso, froda tanto popolo, insomma, che ha bisogno pure di questo sostenimento dello Stato. No, non è giusto. Pagare di più no, però pagare quello che è giusto tutto quando dobbiamo farlo. Se no lo Stato va in rovina, no? Se a lei le è convenuto fare così, però non è consigliabile dirlo agli altri, no? Che facciano pure così, che allora così lo Stato viene frodato tutto quanto. Come fa lo Stato, insomma, a dispensare agli altri quando non ho il fondo? Lo Stato si mantiene con queste cose, ferrovie, poste, telefoni, insomma tutto queste cose pubbliche, no? Lui fa, come dire, un cumulo di questi soldi e poi naturalmente li deve dispensare per lavori pubblici, per assegnamenti di gente statale, insomma, che percepiscono il mensile, tanti insegnanti, tutto, insomma, deve pagare. E questi sono i cespiti che lui raccoglie, no? Per dispensare poi agli altri.